Dai, amici bellini, parliamone. What the fuck? Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Allora, non mi riesce sempre così bello. Allora, benvenuti, live che è un po' improvvisata perché in realtà era previsto un incontro tra me e gli amici di AI Shed che mi stanno dando una mano a introdurre dei nuovi concetti e nuove possibilità di analisi sul calcio, sempre a partire però dal campo, senza inventarci niente. E dato che dovevamo fare questo incontro, mi sono detto: perché non facciamo questo incontro open a tutti, in modo tale che io capisco di più di come spiegarvi delle cose, e se qualcuno ha delle domande possiamo estendere tutto, e quindi abbiamo gli ospiti e possiamo parlarne nello specifico. Essendo una live che non è una live post partita, visto che siamo già nella pausa delle nazionali, siamo di meno, quindi mi fa anche piacere una live dove posso rispondere a più persone e posso essere più preciso anche nelle risposte. Valentina, mannaggia a te che fai queste cose super interessanti quando non posso vedere. Valentina recupererà. Buonasera Gaetano, buonasera Nick Kimberl. Le coppe incidono o no? Sei sempre dello stesso parere? Molti commentatori ci attribuiscono un vantaggio per questo. Mi piace questa domanda perché mi dà la possibilità di approfondire quella che è la mia risposta, e voglio essere preciso. Partiamo dal presupposto che molti commentatori ci attribuiscono un vantaggio per i motivi che ci dice Conte, no? Per dare un pochino di pressione in più, per togliersi pressione loro, perché è chiaro che la storia che le coppe ti tolgono punti al campionato toglie pressione a quei tifosi che magari ti dici: ma perché la mia squadra ha perso quella? E allora la squadra risponde: ma noi abbiamo fatto più partite, quindi toglie dei punti. La cosa è anche vera, è possibile, stiamo vedendo tutti gli infortuni, è chiaro che troppe partite ti possono portare degli scompensi, specialmente quando non hai una rosa ampia. Ci aggiungo però quello che è il dato che io vi avevo portato, scientifico, quindi non è un'opinione, il dato scientifico è che il Napoli, quando esce dalle coppe, non migliora la media punti in campionato. Quindi il discorso essere nelle coppe, togliere i punti in campionato, per me parte da questo presupposto. Tutte le volte che ci hanno raccontato il Napoli deve uscire dalla Coppa così si concentra in campionato, è un falso. Là dovete telefonare in trasmissione e dire: non è vero, perché tutte le volte che il Napoli è uscito dalle coppe non è migliorata la situazione in campionato, è rimasta uguale o è peggiorata. E senza andare indietro nel passato, l'ho fatto già, non lo voglio rifare, che sennò si arrubano i dati. Basta pensare anche alla stagione dello scudetto: migliore prestazione in Europa in assoluto e miglior risultato del Napoli in campionato. Quando siamo usciti dall'Europa, il Napoli se n'è sceso. È un caso, è anche un caso, però siamo andati avanti in Europa e non è stato un problema in campionato. Abbiamo continuato a macinare punti in campionato mentre dominavamo in Europa. Quindi questo è il presupposto. Ci aggiungiamo, se tu già sai di non avere le coppe, sicuramente puoi preparare la stagione in maniera diversa, e nel caso specifico, essendo Conte un nuovo allenatore ed essendoci nuovi concetti da far capire alla squadra, può essere un vantaggio questo. Sicuramente può essere un vantaggio avere più giorni a disposizione per preparare una partita a settimana, e quindi
andare nello specifico di come studiare delle cose. Abbiamo visto che in passato non hai proprio il tempo materiale, fai un giorno di riposo, poi un giorno di preparazione atletica, così puoi guardare un video e puoi preparare la partita veramente in maniera blanda quando non hai proprio il tempo a disposizione. Spero di essere stato più chiaro. Siamo su tutte le cose possibili e immaginabili. Buonasera Domenico, viva il football Alessandro, Pierluigi, buonissima sera a tutti, Armando, Gennaro, buonasera Mario, grazie mille. Grazie Armando, buonasera Pietro, Ludovico, domanda un po' fuori argomento, visto che abiti negli USA, segui la WWE? No, io sto cercando piano piano di seguire un po' gli altri sport che sono un pochino, anche se non voglio seguirli me li ritrovo quando vado a suonare nei locali, dipende poi dal locale, però ci sta sempre uno schermo con una partita di football, il baseball tutti i giorni, il basket, le giovanili, tutto lo sport dei college, delle università, quindi sto guardando, sto buttando un occhio, non mi appassiona subito tutto, però piano piano sto cercando almeno di capire le regole, quando un giorno poi per esempio l'hockey pure è sfizioso, però non seguo tantissimo. Buonasera Angela, fai queste live a tradimento, non ho avuto tempo di rispondere al tuo video, lo farò dopo, assolutamente, è un video che rimane, cara Angela, perché si parte dal il video che ho postato poche ore fa, si parte dal recap della Serie A, dove però è una scusa per parlare più in generale della questione arbitrale, del VAR, della possibilità del challenge, che secondo me va presa in considerazione, non da sola, perché il challenge da solo non risolve niente, devi cambiare un po' tutta la cultura. Ci aggiungi il challenge, se ci aggiungi anche il farci sentire cosa si dicono al VAR e cosa dice l'arbitro, magari possono parlare con i tifosi, qualcuno lo sta sperimentando, chissà se avverrà mai, e con tutto questo cambiare magari la mentalità di quelli che al primo tocco cadono a terra e simulano. Se invece tu mi dai il challenge, deve partire l'idea, il presupposto che l'azione tu continui a giocare, se non ti sei fatto proprio male, vai avanti. Se l'azione non si sviluppa positivamente, tu dici: io non sono caduto, signor arbitro, ma vai a controllare perché ho subito un fallo che poteva essere chiamato. L'arbitro torna indietro, si dà il fallo perché non si è concretizzato nessun vantaggio e si cambia un pochino questa storia delle simulazioni. Vedo nello sfondo già il primo ospite, e allora lo facciamo entrare mentre rispondo a tutte le domande, che è Giuliano. Ah, non ti sento, aspetta. Unmute. No, ti devi unmutare tu. Buonasera a tutti, buonasera amiche e amici bellini. Come va? Grazie Giuliano, molto bene, prima di tutto grazie. Ma di che? Grazie a te, anzi. No, la disponibilità, il lavoro che state mettendo su con tuo fratello è qualcosa che va oltre l'inimmaginabile, quindi ne parleremo per far capire a quelli che si stanno appassionando e che sono curiosi, perché sono arrivate un po' di domande un po' più tecniche alle quali io non sono in grado di rispondere, sì. e speriamo di risolvere dei dubbi. Tutto questo, utilizziamo questa live anche come appello, nel senso che ci possono servire dei collaboratori in merito. Cerchiamo un programmatore. Se vuoi faccio io, come dire, l'opening. Allora, l'idea, dato che noi nasciamo come associazione culturale, con l'idea poi magari, non lo so, di mettere su un business, perché io ho conoscenze commerciali, ho studiato cosa si fa generalmente quando vuoi mettere su un'azienda, eccetera, però non stiamo ancora a quello step, perché sto ancora studiando bene il mercato, chi fa cose simili, a chi potrebbero essere i nostri target, eccetera. Però diciamo che nell'ambito dell'associazione noi cerchiamo, tra virgolette, persone che sono culturalmente come dire, propense oppure interessate, ecco, a mettere il loro know-how, estenderlo anche perché magari imparano cose nuove, e farlo logicamente nel loro tempo libero, come lo faccio io, come lo fa mio fratello, come lo fa Alessandro, che è un altro collaboratore, eccetera. Ora, il discorso è questo, è che nel momento in cui si riesce a trovare un programmatore, l'idea è quella di
tutti i calcoli che mio fratello fondamentalmente fa a mano, usando semplicemente VBA. Per chi magari volesse sapere che è VBA, è il programma di backcoding che usa Excel, in poche parole, che però ha tutto un raggio limitato a seconda dei metadata che puoi caricare, della velocità di calcolo, eccetera, eccetera. Ora, gli step che un programmatore farebbe in base a quelle che sono le mie conoscenze è comprare un server, logicamente virtuale, perché figurati se possiamo comprare un server fisico, sarebbe fantastica come cosa, e mettere su fondamentalmente i calcoli che mio fratello ha fatto, l'algoritmo che mio fratello ha creato, in un linguaggio di programmazione che ci consente di avere calcoli più rapidi. E poi si passa fondamentalmente ai next step che poi magari citeremo in seguito. Però l'idea è questa, appunto, di avere un programmatore, perché mio fratello è un matematico ma non è un programmatore, e io sono un commerciale e non posso codificare roba molto semplice, perché in passato ho scherzato un po' con Python, ma è veramente molto limitata. Quindi diciamo che l'idea è quella. Ad oggi siamo stati abbastanza sfortunati, perché avevamo un paio di, diciamo, tra virgolette, amici che inizialmente hanno collaborato, però poi si sono tirati indietro per cose loro, quindi... Va benissimo. E per esempio anche in soldoni noi spieghiamo che prendiamo dei dati da FBref. FBref, sì, è esatto. una piattaforma americana. Loro fanno, penso facciano anche altri sport. Sì. Però sì, diciamo che tra le varie gratuite loro hanno anche un servizio a pagamento, che però non so effettivamente che dati in più ci dà. E per rispondere a Pierluigi, i calcoli sono tutti calcoli di... io ora non sono un matematico, penso sia matematica e analisi applicata, su base statistica e diciamo pre-sviluppo di reti neurali, che te l'ho spiegato molto a pane e puparuoli, come diciamo noi a Napoli, perché mo che viene mio fratello spiegherà lui nel dettaglio. Però sì, per Luigi, se sei interessato, contatta Vale in privato e ci si mette d'accordo, volentieri. Sì, assolutamente. Tra l'altro, nel frattempo che aspettiamo Giovanni, sfioro due argomenti che non ho avuto modo di approfondire, ma ero pronto perché lo screenshot sta qua. Io pensavo che era un fake inizialmente, devo guarda, non lo sincero. l'ha postato Caca, il giornalista georgiano, insomma sta girando su tutte le cose. Io l'ho visto zoppicare a un certo punto già nel primo tempo e insomma caviglia è bella gonfia, lo stanno ammazzando Kvara, e quindi scattata una polemica all'arrivo di Kvara in nazionale. Questo è un dettaglio che non avevo capito, ma ci sta tutto, perché evidentemente si sottolinea il fatto che Kvara comunque sta giocando sul dolore, praticamente ha finito la partita finché non è arrivata la sostituzione sul dolore, perché c'hai adrenalina, vai avanti, all'inizio lo senti di meno, poi lo senti dopo, però non è che ha chiesto il cambio, voglio dire. Questa è una cosa che secondo me, per quelli che si stanno accanendo contro Kvara, non è questione di difendere per forza, però è uno che vuole rimanere in campo, vuole essere decisivo, vuole partecipare a questa rinascita. Ma guarda Vale, se mi consenti due commenti su questo, perché hai toccato un argomento che... No? Grazie. La gente che critica Kvara, onestamente, vabbè, sappiamo Napoli è piena di contraddizioni, però criticare un giocatore che ha fatto penso 1 o 2 assist, e stiamo appena alla 7ª giornata, un giocatore che viene puntualmente non raddoppiato, triplicato, una squadra che è finita 10ª l'anno scorso, un ragazzo di 22 anni che guadagna 1,1 milioni, 1,5 milioni, ma non lo so la cifra esatta, a stagione. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, io voglio commentiamo, perché è un argomento che magari può interessare la maggior parte dell'audience, però è veramente da ricovero ospedaliero. Cioè, come si fa? Come si fa a criticare Kvara? Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto riguardante la foto. Allora, sì, a me è capitato col tennis di girare la caviglia mentre giocavo, ci ho giocato sopra, poi sono stato fermo tipo 2 o 3 mesi, quando ero più ragazzino. Sì, l'adrenalina ti fa giocare, però io penso che comunque il fatto che i giocatori forti vengano picchiati, questo c'è sempre stato. È inutile fare esempi del passato, perché perderemo la live intera, però
io, cioè, alla fine è una cosa inevitabile. Quello che però a me preme è che questo, guarda, mio fratello poi magari in separata sede può pure spiegartelo. Mio fratello tra i suoi excursus da ragazzo ha fatto anche l'arbitro a livello regionale, e lui mi spiegava, sto parlando di fine anni 90, inizio 2000, che era tutto tra virgolette una mezza, come dire, camorria, diciamo, che andavano avanti, cioè che non quelli più bravi accedevano alle categorie superiori, ma quelli fondamentalmente che erano a culo e camicia con la federazione locale di appartenenza arbitri. Io penso che questo tipo di meccanismo non sia mai smesso, ma non voglio dire che su 100 ragazzi che escono dalla federazione Campania, per esempio, tutti e 100 sono raccomandati. No. Però di questi 100 che accedono al mondo professionistico, quindi Serie C, Serie B e Serie A, io penso che almeno il 50% sia gente che sta lì perché ha chiesto il favore a Tizio, Caio e Sempronio. Ora, se questo meccanismo è applicato, immagine che è applicato in tutto lo stivale, cioè non ce ne usciamo più, perché io non voglio credere al complotto, perché il complotto fondamentalmente, se c'è il complotto, allora ne vedremo ogni domenica, ma ancora peggio nella stessa partita, a favore poi sempre delle stesse squadre. Però io penso che sia proprio scarsezza del mondo arbitrale, e anche scarsezza non solo tecnica, perché ci può stare l'errore, non vedi bene, stai posizionato male, quello che è, proprio caratteriale, cioè quando tu non hai il coraggio di prendere una decisione, quando non sei sicuro, però sei lì a prenderla, che è il tuo ruolo. Ecco, non avere forza caratteriale, secondo me, ti porta poi a dire ok, quel fallo al 20° lo valuto in simulazione, ti faccio un esempio, però poi accade all'80° del rigore. Cioè non ha senso, capito? Esatto. Cioè... Non ci siamo. E avevo preparato anche, perché questa è la cosa brutta che abbiamo visto oggi. Una cosa invece bella è quello che ha scritto il Como dopo la partita. Il Como desidera ringraziare sentitamente il Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L'atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Per questo motivo il Como è felice di annunciare che offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta in occasione del ritorno allo stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025. Per una volta, visto che è successo, segnaliamo anche una cosa positiva, un'apertura verso la logica, la sportività, il fair play tra squadre. Mi viene da dire il commento, speriamo che non ci squalificano, cioè nel senso, prima della trasferta di Como succede un fatto, ci vietano la trasferta e non possiamo andare in trasferta ad accogliere la loro ospitalità. E nel frattempo ringraziamo anche Claudia che interveniva. Viva i fluidi iscritti. Allora, quindi bene, ritorniamo alla situazione, visto che abbiamo chiarito anche queste due cose. Dicevo a Vincenzone si può entrare, Carlo dice si può entrare. Voglio fare prima questa cosa tecnica, ragazzi, è aperta a tutti e voglio raccogliere le vostre domande, ma in realtà questa è una chiacchierata che noi dovevamo fare in privato praticamente, ma dopo possiamo farci una chiacchierata tranquilla. E agli astemi, giustamente, che cosa offre se uno non lavora la birra? È una domanda giusta. Questa è giusta, ma va bene così. Il Como, grande società, signori, davvero con la S maiuscola. E ti giro anche una domanda, Giuliano, ne approfitto. Volevo sapere da te, magari dagli ospiti, le due cose che a livello tattico ti stanno piacendo e due cose dove dobbiamo migliorare. Vuoi che parto io? Sì. Allora, le cose che mi stanno piacendo, allora, la prima è la compattezza tra i reparti quando la palla va nella metà campo avversaria. In varie analisi, in varie slide, che vabbè, Valerio logicamente per tempi tecnici non ha il tempo di passare tutto, però noi abbiamo implementato l'ultima parte dell'algoritmo nel quale si misurano le distanze tra giocatori. Sia le distanze tra giocatori che tra reparti si sono più accorciate rispetto ad esempio alla partita col Verona, tralasciando quello che poi è successo l'anno scorso. Questo è il primo aspetto. Logicamente ci sono anche fasi della partita in cui la situazione si sfilaccia un po', e quello probabilmente rientra tra i primi aspetti da migliorare.
Il secondo, non sono triangoli come avveniva all'epoca di Sarri e Spalletti tra giocatori in base alla zona di campo, però si sta avendo molto di più la partecipazione dei centrocampisti alla fase offensiva. In particolar modo Anghissà abbiamo notato che tipo 10 metri più avanti rispetto a come giocava l'anno scorso, e poi c'è McTominay che giocava alla Zielinski più o meno con Spalletti, cioè non è una mezzala pura, fa la mezzala in fase di copertura, però diciamo è molto avanti, è molto più di appoggio a Lukaku in fase offensiva. Questi sono, diciamo, i due aspetti secondo me che mi stanno piacendo, cioè molto positivi, che mi stanno piacendo. Forse un aspetto da migliorare è, direi, il possesso palla, perché specialmente nella partita contro il Como ti presstavano bene, erano ben posizionati in campo, stavano molto molto attenti alle seconde palle, erano rapidissimi, però il fraseggio del Napoli a un certo punto è stato stucchevole. Si aveva la sensazione che in alcune circostanze volessero buttare subito la palla, ma non buttarla, tipo lanciarla, liberarsene. E questo secondo me alla lunga dovrebbe essere un aspetto su cui lavorare. Ovvio, io non sono un allenatore, cioè percepisco dalle analisi che facciamo e dall'esterno, poi magari vi arriva Conte e dice no, stai dicendo sciocchezze, così alzo le mani. Io poi mi rendo anche conto che Conte, al di là che possa ricevere domande più tattiche, tecnico-tattiche o meno, non è nemmeno tenuto a risponderci, nel senso che avrà le sue dinamiche, e non deve... Anche il fatto che la decisione di fare la conferenza 2 giorni prima, anche lì ci vedo la possibilità poi di non dove, se ti chiedono come fa la formazione, abbiamo ancora un giorno per valutare, quindi sotto questo punto di vista non ci parlerà chiaro per forza, però sarebbe interessante capire, per esempio, se il Napoli vuole essere più verticale, il fatto di non averlo sto possesso palla e di non abbassare mai. Io questa è una cosa che ho apprezzato di Lobotka in alcune fasi del secondo tempo, che abbassava un attimo il ritmo, alle volte il tornare indietro, che è venuto spesso visto come la cosa, lo possesso palla stucche, quello serve anche per non essere troppo frettolosi e buttarla sempre in avanti verticale per creare la situazione. Magari se non hai fatto un po' dei movimenti senza palla a smarcarti, può anche non portarti nessun guadagno, e qua introduciamo il concetto di gain e di max gain, che si sviluppa specialmente quando stai nel terzo finale del campo. Quindi quando facciamo partire l'azione, secondo me una cosa che si può fare meglio è avere dei passaggi codificati che possano far stancare un po' gli avversari. Tenere un po' di più palla significa anche rischiare un pochino di meno, cosa che stiamo facendo, nel senso che ogni tanto abbiamo rischiato e la classifica ci sorride e quindi va bene tutto, però tornando indietro, visto che abbiamo parlato delle squadre piccole che comunque devi vincere, devi affrontare molto molto bene. Si è fatto tanto parlare del Cagliari. Il Cagliari, io ricordo che la partita dove abbiamo sofferto di più, dove Meret è stato sollecitatissimo, dove ha fatto una grande partita. Quindi quello secondo me è una cosa che si può migliorare, subire un po' meno l'iniziativa degli avversari. Non lo so se è una questione proprio di scelta, questo non lo possiamo sapere. Se Conte è proprio una scelta che ha fatto, voglio stare lì ad aspettare per non rischiare il buco che spesso il Napoli ha subito l'anno scorso, cioè troppi in avanti, si crea il buco e poi diventi vulnerabile. Quello Conte non lo vuole rischiare, però dare proprio il pallino a tutti gli avversari, non solo alla Juventus ma anche al Como, al Monza, questa è una cosa che vedremo secondo me nelle prossime partite. I like, ci dicono i like, e vediamo. Allora, c'è Angela Torre che vuole dare 50 euro a Vincenzone per finanziare la trasferta a Como. È bellissima la community. Troppo bellina. Allora, leggiamo altri messaggi che poi non piace, un altro discorso. Vabbè, questo è sempre il discorso di Conte. Vale, non sarebbe bello avere in panchina un attaccante più veloce di Simeone che dà più profondità ogni tanto? Sì, tante cose sarebbero belle. Ho letto, approfitto di questa domanda di Daniele, che ho letto un articolo delirante, dice Ballotelli ha già firmato, cioè
vabbè, lasciamo stare. Ma l'hai letto anche tu, perché poi stava Sì, nella chat. abbiamo commentato anche sul gruppo del Fantacalcio Mantra, vale, io e Nicola, completamente aberrante come notizia. Vabbè, ma Balotelli ha smesso di essere calciatore 3-4 anni fa, dai. Ma cioè, papà, ha firmato, cioè, Sì. al No, posto di... vabbè, ma io ti dico perché mi è uscita, non so se era su Instagram o su YouTube, non so se è vecchia intervista, a quanto risale, comunque fatta da DAZN, no, fatta da Sky, perché non era Ugolini, era l'altro, quello lì pelato, aiutami il nome, Modugno, che domandava a Balotelli se sarebbe piaciuto giocare a Napoli, eccetera, eccetera. Balotelli dice in maniera molto educata, su questo bisogna dirlo, che fondamentalmente è stato De Laurentiis a non volerlo, perché non hanno mai affondato il colpo, nonostante le sue ripetute, come dire, dichiarazioni di amore da parte appunto del calciatore verso Napoli. Ora, se tu me lo chiedevi 5 anni fa, ma pure 4, avrei detto vabbè, diamogliela una possibilità, però con un allenatore che lo mettesse in forma, lo disciplinasse tatticamente, perché secondo me è un giocatore che pure a partita in corso può essere un'arma in più. 8-9 gol a stagione nell'anno di grazia, in un contesto di squadra veramente un collettivo forte, può sempre starci. Però una notizia d'ora, cioè privarti poi di Simeone, manco stessi dicendo, con tutto il rispetto, di un calciatore che sta a Napoli giusto per, cioè Simeone, ragazzi, se non gioca a Napoli sarebbe titolare in una Fiorentina, mi voglio sbilanciare in una Lazio. Stavo proprio pensando, guarda, proprio guardando Fiorentina-Milan, ma anche se non ci fosse Retegui all'Atalanta, per quanto mi riguarda, poi vi ripeto, io non capisco niente di calcio, partiamo sempre da questo presupposto, sono l'ultimo dei fessi, però cioè, ragazzi, stiamo parlando di un lusso che Napoli ha in panchina, e cioè, io voglio ricordare a tutti Napoli-Roma 1-1, entra Simeone, boom, 2-1, 3 punti. Cioè, sono state diverse le situazioni in cui Simeone ha fatto vincere la partita contro il Milan a Milano, chi se lo dimentica. Quindi, cioè, secondo me, pensare, Balotelli, giustamente uno fa la battuta, ma io non vedo nessun attaccante, se non nomi top, però a quel punto per nome top farebbe concorrenza a Lukaku. ma che non possa la fa. giocare a Napoli al posto di Simeone, Nel senso, chi viene poi a giocarsi il posto con Lukaku, che è il prediletto di Conte, che se lo porta dappertutto, è veramente, anzi è stato veramente un bel vedere Simeone, che ha accettato comunque di fare un altro anno da comprimario e sta entrando anche con una bella foga. Gli abbiamo visto fare recuperi difensivi quando entra anche per pochissimi minuti. Non ha quelle caratteristiche di Lukaku, quello che chiede Conte alla prima punta, però c'ha più quel discorso della profondità dell'attaccante, che invece non ha Raspadori. Raspadori prova a fare quel lavoro di venire dentro. Bravo, bravissimo, hai detto una cosa sacrosanta. Raspadori è più Lukaku con 30 kg in meno e 20 cm in meno. Esatto. Però stiamo lì, quel tipo di gioco che fa, anzi secondo me Raspadori è pure penalizzato dal fatto che Napoli non gioca con 2 punte, perché se si avesse giocato col 3-5-2 puro, quindi in un mondo parallelo dove il Napoli non aveva Kvara, Politano e Neres, giocava magari con le 2 punte, Raspadori sarebbe stata un'accoppiata perfetta con Lukaku, ma proprio, cioè, secondo me azzeccatissimo. Allora, recupero l'ottimo Fabio Versatile. Malleo Simballao si è tuffato con Seisao. Secondo te questo piagnisteo da parte degli strisciati per eccellenza può influire che poi la famosa frase era l'arbitro e l'alibi dei perdenti non vale più? Fabio, richiamo proprio al video che ho postato oggi, e ti giuro, più scrollo Twitter, più escono mini replay di azioni che magari ti sfuggono se non guardi la partita nella sua interezza, scompaiono dagli highlights, e lo troverai sempre un'azione dove il tifoso si può lamentare. Dobbiamo arrivare ad un cambio di cultura dove se il giocatore non si butta a prescindere per avere un obiettivo, per raggiungere un obiettivo, ingannare l'arbitro e dare uno svantaggio agli avversari, cioè la ricerca dell'espulsione, e facciamo il challenge dove si arriva a un accordo per giocare tutti quanti allo stesso livello, purtroppo l'alibi dei perdenti verrà utilizzato a turno. E do
Il benvenuto, addirittura lui risulta proprio così, pure sfizioso così, graficamente. Mi sentite? Assolutamente sì. Bene, buonasera a tutti, ciao Valerio. Ciao Giuliano, buonasera. Ciao. Per me la prima volta è una prima assoluta, quindi diciamo, in diretta sono emozionato. È il nostro, ma quando mai? Lui è il nostro John Oliver e ne approfitto per ringraziarvi tutti e due, perché comunque c'è del lavoro dietro inimmaginabile, tempo a disposizione, e voglio darvi tutta la mia possibilità di portarlo poi in giro, però devo capirlo io bene. Quindi ecco il perché di questa live, e dare la possibilità di spiegare anche agli amici bellini. Allora ci mettiamo così. Ringrazio intanto Armando. Allora, scrivete il canale di Valerio. La profondità non potrebbe darcela Scott lanciandosi? Sicuramente sì, caro. Dove sta? Che me lo sono perso. Armando è proprio quello che sta facendo alla fine McTominay, perché sta facendo la punta vicino a Lukaku quando il Napoli ha la palla. Però le transizioni, visto che McTominay parte da mezzala a sinistra, portano un tipo di sviluppo diverso che noi possiamo affrontare guardando delle immagini. Allora, Giovanni, Giuliano, volevo partire. No, vabbè, non posso parlare. Aspettate un attimo. Se c'è Diego che tira quella punizione, no, bisogna guardare. Dobbiamo fermare, perché là non c'è percentuale che tenga. Chissà l'algoritmo cosa diceva per quella famosa punizione dove non c'era spazio. No, impossibile, matematicamente improbabile, diciamo così. Ringrazio Daniele. Insomma, sono cose che non si spiegano. E questo è un presupposto che voglio spiegare agli amici bellini, quelli là che dicono ma poi i numeri rendono il calcio freddo così. Assolutamente no, anzi. Te lo stavo per chiedere, Vale. Te lo stavo per chiedere. Vai, continua. Già so la spiegazione che stai per proprio dare. Questo, cioè guarderemo delle immagini con delle percentuali che magari porterebbero un freddo robot che gioca a calcio al posto di Lukaku a fare una scelta che magari non è bella e non è efficace come quella che Lukaku effettivamente fa, perché lui in quel momento si sente e sa di poter fare una giocata, quindi va oltre la scelta dell'algoritmo, e noi possiamo apprezzare poi la scelta dell'atleta, che non è quella che avrebbe scelto l'intelligenza artificiale. Questo come concetto in generale. Non voglio spaventare nessuno. Leggevo i commenti, no? Diceva, sì. L'unico gol impossibile è quello di Roberto Carlos, quello di Maradona è estremamente difficile, the devil in the jacket. Forse noi ci riferivamo a quello contro la Juve sotto la pioggia, io mi riferivo a quello, non quello del video contro l'Udinese, però vabbè, insomma è quello di Roberto Carlos fantascienza anche in quel caso, fa una traiettoria il pallone improponibile. Credo che l'amico si riferisse a quello contro la Francia lì nell'amichevole. Assolutamente, però bravo, amichevole, 35 metri. Mi dispiace perché quel gesto tecnico resta negli annali del calcio, però era un amichevole, non era proprio una partita contro la Juventus. Esatto. Quindi anche questo l'algoritmo non lo può considerare. Non voglio spaventare nessuno, però volevo far vedere una cosa. Una prima cosa, se me la puoi spiegare, cioè come si arriva. Questo è fantastico, perché questi sono è la modellazione delle configurazioni che può, almeno quella che abbiamo considerato noi nella fattispecie, sono le configurazioni che ogni giocatore, questo è per un giocatore, le varie situazioni in cui il giocatore può trovarsi nel momento in cui riceve la palla. Quindi questo è il caso in cui il giocatore riceve palla, ha 3 scenari possibili da valutare, cioè quello di tener palla e quindi di tenere il possesso, quello di passarlo, oppure se si trova eventualmente in una condizione favorevole di tirare e quindi creare un'azione da gol. Le frecce stanno a indicare che lui, il giocatore nella fattispecie che ha la palla, può decidere in autonomia
di passare da uno stato all'altro, cioè magari lui sceglie di essere di tirare in porta, quindi sta in una condizione di creare un'azione da gol, però magari si accorge per qualsiasi motivo di passare la palla, quindi cambia la sua configurazione e passa nello stato di passaggio. Quindi faccio un esempio: se S0 è il caso di creare il gol, S1 è il caso di mettersi in uno stato di passaggio e quindi dà la palla. È chiaro, io userò e questa le frecce indicano proprio questi passaggi qui, che poi vengono indicati in termini percentuali per dare comunque un'indicazione quantomeno possibile e non certa, perché poi vabbè, vediamo più avanti con alcune immagini, ci troviamo in condizioni ovviamente particolari, nel senso che non riusciamo a valutare la fantasia all'estero di un calciatore, e quindi dobbiamo mettere sul piatto anche quella percentuale di imprevedibilità e di casualità, insomma. Che teniamo presente, e questo è importante dirlo perché si tiene presente, cioè non è freddo quello che farà il calciatore, ma o che interpreterà l'algoritmo, ma c'è anche la percentuale dell'avversario che si stacca la scarpa e quindi interviene o non interviene. È presente anche una percentuale di questa casualità. Prendiamo, Giuliano, prendiamo un'immagine, per esempio il gol di Neres. Vogliamo prendere quella come prima cosa? Che è questa qua. Questo però il momento è importante, perché si parla sempre del quando. Questa è la palla che è partita da Lobotka e sta arrivando a Lukaku. Spieghiamo questo max gain che si è creato in questo momento. Vanni, vai tu? Vado io? Sì, no, per me è indifferente. Allora, in realtà, come dicevamo prima, si incomincia a valutare l'azione da quando Lukaku prende palla. Quindi Lukaku ha 3 condizioni, cioè quella di tirare in porta, creare un'azione da gol, quella di tenere il possesso o quella di passare. In realtà l'algoritmo, in base alla lettura dell'immagine, questa è quella poi successiva, sì, stabilirà insomma per Lukaku e per gli altri 2 giocatori selezionati qual è la loro condizione nel momento in cui riceveranno palla. E qui Lukaku fa una cosa, secondo l'algoritmo, diciamo così, qualcosa di straordinario, perché in realtà lui tiene palla e quindi dovrebbe abbiamo messo i pallini perché ogni azione di queste porta allo stato successivo, cioè 3 pallini crea gol. Se si verifica la situazione dei 2 pallini, va a mettersi in configurazione passaggio, 3 pallini, tiene palla, magari tenta il dribbling e se ne va in porta, probabilmente. Così anche per gli altri. In questo caso si consiglia più o meno di tentare di girarsi e tentare il dribbling, dato che lui comunque l'algoritmo legge la condizione di Lukaku durante tutta la partita e quindi si aspetta anche che Lukaku faccia quel movimento lì, cioè spalle alla porta, si gira e cerca di vincolarsi in qualche modo. Un po' lo fa perché poi adesso, se l'immagine va avanti, lui tiene il braccio sul difensore, esatto, quindi cerca in qualche modo di divincolarsi, però si mette in una configurazione di passaggio, cosa che l'algoritmo in questo momento ci dice che è possibile ma non la migliore nel senso, però tant'è che il max gain poi nel momento in cui lui si mette nel passaggio il max gain aumenta, inevitabile, è ancora minore di 1 perché siamo lontani dalla porta. Qua succede quello che ha detto Conte in conferenza, cioè Lukaku si ispira al movimento di Neres perché Neres fa il movimento giusto, si mette nella condizione di ricevere palla e di imbolarsi, vede la situazione e se ne va e quindi porta palla in area di rigore. Poi quello che succede, sì, qui Neres è dettato il passaggio, corretto Baby, correttissimo, proprio così, assolutamente. E qui è quello che dice Conte dice ai giocatori
ecco, mi ricordo l'azione di Politano contro la Juve, quella Esatto. dopo di Kvara che dovrebbe passare a Lukaku, perché poi a quel punto gli vanno tutti addosso e questo, diciamo, l'algoritmo lo valuta anche abbastanza bene. Poi è chiaro che bisogna capire anche alcune situazioni di gioco, perché noi selezioniamo 3 giocatori che reputiamo essere, poi è chiaro, il machine learning impara, cerca di scandagliare le immagini e tira fuori dei valori. Tutto qua. Chiaro. Allora, possiamo passare anche all'altra immagine che proprio mi hanno chiesto in privato, e io, la mia risposta è stata: io credo, per come c'è arrivato Kvara e per come stanno chiudendo i difensori, io avrei consigliato a Kvara di tirare a prescindere. Però ovviamente si vede che c'è un Lukaku in teoria aperto, che potrebbe ricevere un passaggio, e quindi abbiamo chiesto le varie letture. Allora, in realtà non so se hai l'immagine di prima, perché c'è un max gain veramente superiore, cioè 1,21 mi pare, 1,31. Ok, fammela La recuperare. rigiro, insomma, perché Cioè, abbiamo un'immagine più aggiornata. no, io ho cercato di... Guarda, se no te la rigiro, vediamo un attimo. Vai. Aspetta, vediamo se tutto in diretta, il bello della diretta. Il bello della diretta è questo. Sognavo tanto di dirlo questa cosa. No, ripeto, per me è la prima volta, quindi mi sto anche divertendo fondamentalmente. Eccolo qua. Guarda Valerio, aspetta. La stavo pure taggando io, Vale. Vai, ok, trovata. Sì, vai. In pratica non è la stessa, ma penso sia un po' prima. È un secondo prima. Sì, è un secondo prima. prima. Sì, un paio di secondi prima, cose così. Perfetto, adesso la aggiungo. Eccola qui. Eccola qua. Sì, quando lui allora, ha superato che numero è qua per l'algoritmo è finita l'azione, nel senso che è chiaro che noi impostiamo l'algoritmo sull'obiettivo e l'obiettivo è quello almeno di tirare in porta. Ecco, precisiamo una cosa, perché poi magari uno dice i numeri vogliono sostituirsi al gesto tecnico. L'algoritmo non può tenere presente il giocatore come sta verso la palla, cioè se è in fase di tiro, se l'appoggio del piede c'è, se non è ostacolato perché sta in corsa. Quindi è ovvio che da un punto di vista puramente matematico, quando l'algoritmo vede questa situazione, dice ok, se tira ha probabilità di andare a segno, perciò i 3 asterischi sul tentativo di tiro. Si può dire, se uno poi va magari con la lente di ingrandimento con un'altra inquadratura, che Kvara non aveva l'appoggio sul tiro, quindi è normale che ha dovuto fare quel passetto in più che poi l'ha portato al frame che stavi mostrando prima. Questo giusto per completezza, perché poi va a finire che qualcuno dice ok, allora se il tuo algoritmo così sofisticato dice che doveva tirare, perché non ha tirato? Perché evidentemente non aveva la condizione, ecco. Non ancora in questo frame. Quando arriva qui, che si prova, che si trova qui ha tirato fondamentalmente. Sì, esatto. Perché aveva l'appoggio col piede sinistro. Si tratta proprio di qualche centesimo di secondo, però lì ha tirato. Sì. Per cui l'algoritmo per lui è finita l'azione, quindi quello che noi abbiamo fatto, il max gain è 0.8, forzandogli il tentativo di tiro, è chiaro che è un risultato sballato. Questo è a dimostrazione del fatto che c'è una fine in questa analisi che porta, noi qui l'abbiamo forzata per dimostrare che ormai l'azione è finita, lui ha deciso, amen. Se avesse voluto fare qualcosa lo doveva fare prima, almeno infatti, per l'algoritmo. Un altro esempio è la presenza di McTominay qui, che in teoria non è marcato stretto, e allora uno potrebbe dire ma qua se la scarichi a McTominay lui c'ha tutto lo spazio poi per andare a tiro, o anche Lukaku sopra, però sì, non si considera che è arrivato in questo frame, in questo momento è circondato da 4 giocatori e quindi non c'è più lo spazio per fare questo scarico. Quindi l'unica possibilità che aveva in questo momento tiri, amen, però capite, no? Cioè, almeno noi adesso abbiamo messo la misura qui, ma noi le abbiamo prese tutte, almeno di questi 4. Allora, qui è chiaro che l'algoritmo probabilmente, poi è chiaro, bisogna poi andare a fare un'analisi di tutto quello che è il passaggio codice per codice, però fa 10.000 iterazioni, capite bene che
per noi diventa anche complicato vederla una per una. Però, a parte la battuta, che poi è vero, cioè in realtà, qui le distanze tra... Cioè, lui è circondato, per cui probabilmente, credo io, l'algoritmo vede una sorta di ostacolo grosso, forte, quindi gli mette una grossa penalità. Posso immaginare questo, però è chiaro che l'azione, ripeto, ritornando al discorso prima, l'azione è finita, lui ha tirato, è finita l'azione. Chiaro. Quindi questa è una forzatura. E per cui sì, ha fatto bene a tirare, si è deciso da subito, ritornando al discorso dello Stato, sempre il discorso Ipolitano contro la Juve, perché è importante, è da lì che poi Conte va a dire sì, però i ragazzi devono anche capire la migliore situazione, perché poi se ricordate quell'immagine, perché noi l'abbiamo studiata bene, Bremer fa qualcosa di stratosferico, perché si mette a copertura dell'eventuale passaggio di Di Lorenzo, quindi lì Politano già pensa di dover tirare e di non passare a Di Lorenzo perché c'è una chiusura di corpo di Bremer. Poi nel momento in cui decide di tirare perde tempo, Bremer cambia postura del corpo e va a chiudere, e quindi poi Politano fa un tiro un po' difficile perché poi lo deve mettere solo all'incrocio. Questo per dire che è proprio una frazione di secondo in cui i giocatori, secondo appunto quello, scusate il gioco di parole, quello che dice Antonio Conte, devono leggere le azioni. Però a volte Conte è bravissimo, ha capito, non perché vede, forse magari vede il programma di Valerio, non lo so, però parte la battuta, Conte le prepara maledettamente le partite, eccetera. Però a volte bisogna anche rendersi conto di sti ragazzi che devono fare uno sforzo esagerato. In allenamento, queste sono tecniche di decision making, si fanno ovunque, insomma, in ogni campo, dallo sport insomma, uffici, aziende, eccetera. Si allenano, però capite bene che il tempo non è sempre dalla loro parte. Sono proprio allora, noi recuperiamo, Giovanni, questa domanda di Pierluigi interessante. Nel frattempo chiedo a Gennaro se sta ancora in linea. Complimenti, se avete bisogno di un programmatore io ci sono. Gennaro, scrivimi in privato. Anche Pierluigi che sembrava interessato. Guarda, diciamo, tu l'hai nominato spesso iShed, noi fondamentalmente è un'associazione culturale. Sì, l'ho spiegato prima. Ok. Quindi è fondamentalmente un gruppo di lavoro virtuale perché siamo un po' distanti, e però è come se ci incontrassimo a casa di qualcuno di noi, ci mangiamo una pizza e ci mettiamo a fare un po'. E tra una chiacchiera e l'altra, io poi lo dico, tanto perché siamo pochi, capita anche uno scambio di opinioni con Guido, ma questo poi ce lo siamo detti. A proposito, no, scusami, hai ragione. No, è perché magari... No, hai fatto bene perché lui la volta scorsa ci salutò con molta educazione e garbo, questo bisogna sottolinearlo, quindi ricambio affettuosamente, ma tanto ci sentiamo fra 10 minuti, quindi era solo sì, da Parigi ci manda il messaggio buonanotte. sì, no, carino, tanto fra 10 minuti, no, ma poi tra l'altro, ecco perché dovevo citare Guido, tra l'altro poi Guido ha l'intelligenza artificiale incorporata, nel senso che lui ci arriva prima dell'intelligenza artificiale, e allora mi manda il messaggio, dice però che gamba che ha Neres, mamma mia che scatto. E dico, e come hai fatto? Scusami, dice perché? No, perché è quello che il suggerimento che mi ha dato l'algoritmo, è il grande passaggio di Lukaku va sottolineato, il traccheggiare di Lukaku va sottolineato, ma è il movimento che induce quel tipo di Neres è stato straordinario. E Guido ha anticipato questo, ha detto, ma come hai fatto a sapere? E quindi c'è da dire una cosa, però il numero 20 del Como dovrebbe essere Sergi Roberto. Lì il gol di Neres è stato permesso dal ritardo della linea alzata da Sergi Roberto, che stava più dietro rispetto a Dossena. Cioè lì ovvio che poi il calcio è fatto di episodi, per carità, però Neres temporeggia, ma a un certo punto quando scatta è perché si rende probabilmente anche conto con la coda dell'occhio che Sergi Roberto è in ritardo, e quindi poi là c'è la coordinazione col passaggio di Lukaku.
ma se il laser di Roberto fosse salito la frazione di secondo prima, Neres sarebbe stato probabilmente in fuorigioco. Sì, no, Di leggo un poco, ma messaggio sarebbe stato probabilmente in fuorigioco. Sì, leggo un messaggio di Angela Torre, sì, giusto. Esatto, che non sarebbe... Sì, hai un tempo in più, un movimento in più, magari più di un movimento in più, e a quel punto perdi, sì, sicuramente. È una giusta interpretazione. Grande giocata di Lukaku, comunque, di Neres, non c'è niente da dire. Quello che a noi preme dire è che l'algoritmo, qualsiasi sia la precisione, il livello del calcolatore e anche poi, come dire, i modelli matematici usati, non si sostituisce al gesto tecnico o all'interpretazione della fase reale che i giocatori in campo hanno. Serve come dire, supplemento aggiuntivo per cercare di dare un approccio un poco più scientifico alla materia calcio, ma non si andrà mai a sostituire la componente umana. Questo io ci tengo a dirlo, perché spesso mi è stata fatta la domanda: ma allora significa che gli allenatori di domani saranno tutti robot? No, i giocatori di domani saranno tutti con tipo alla Cyberpunk, no? Col chip integrato in testa. No, non è così. Però aiuta fondamentalmente a dare un'interpretazione, uno studio più analitico del calcio, così simile a quello che viene fatto da anni nella pallacanestro, nel baseball, nell'NFL. D'altra parte, Giuliano, quello che è uno dei dati che fino a pochi anni fa non veniva preso in considerazione da nessuno, cioè gli XG. Io faccio il titolo insomma provocatorio, nel senso sono già preistoria, però XG, da quando sono stati presi un po' in più in considerazione, abbiamo visto una diminuzione importante, notevole dei tiri da fuori, proprio visibile, nel senso che se tu hai la palla subito dopo il centrocampo, Quagliarella ci poteva provare e ci riusciva, Scholes ci poteva provare e ci riusciva, Mertens, esatto. Altri giocatori magari più moderni non lo provano proprio quel tipo di gesto tecnico, perché se si parte dal presupposto che la tua percentuale di realizzazione è più bassa non ci si arriva. Questo è importante dirlo, perché ci spieghiamo il come andrà il calcio prima che lo vediamo sul campo. Cioè è più una curiosità, non è che lo stiamo auspicando. Uno dei gesti tecnici più belli per me è il tiro da fuori che si stampa contro il palo ed è bellissimo, anche se ha una percentuale più bassa. A me piace il lancio lungo dalla difesa che cade sul piede della cosa. Ci stiamo semplicemente anticipando, perché abbiamo la possibilità, con chi ha i mezzi tecnici, di vedere un attimo più avanti di quello che il calcio potrà essere. Poi può piacere, può essere istinto, può essere distrutto dal fatto che esisterà un genio che nel calcio dice io sono messo. Guarda, The Devin Jack dice una cosa interessante. Fammi recuperare dove sta. Ma anche la domanda di Pierluigi su che modelli... adesso le vediamo tutte, perché gli amici Bellini e le amiche Belline sono veramente... insomma, e questa mi dicevi? Sì, allora, vero, però io ti posso anche dire, per esempio, che continuiamo a combattere quello che ecco, parliamo di filosofia, tanto qualcosina ci possiamo comunque raccontare, nel senso che è anche il discorso tra verità assoluta e verità oggettiva, quello che si auspicava, l'idea di Platone, i pitagorici con la matematica, e poi c'era tutta la parte dei sofisti, quindi è una guerra continua dal punto di vista intellettuale. Io credo, ma se è così da più di 3.000 anni, non è che con l'intelligenza artificiale riusciamo definitivamente a risolvere l'assoluto con il relativo. Ecco, c'è la verità relativa, quella che va interpretata, quella che va accettata. Quello che noi stiamo facendo, non noi nel senso con l'algoritmo, ma noi come realtà, ecco, magari facciamo un discorso generale, è che giusto quello che dice David, cioè che sì, per a livello filosofico cosa ne pensiamo? In realtà noi siamo completamente distratti da questo, perché vabbè, funziona, vabbè, allora lo accettiamo. Quindi abbiamo sostituito il ricercare la verità assoluta piuttosto che quella relativa,
interpretare le cose, l'abbiamo sostituito completamente da una terza, secondo me, diciamo, da una terza pietra, chiamiamola così, e il funziona. Allora funziona, ok, lo accettiamo. Che poi è il risultatissimo. Così è dura. Esatto. Capito? Cioè, sono discussioni che faremo per tutta la vita, la fanno da più di 3.000 anni. Cioè, non è che arriviamo noi con l'intelligenza artificiale e risolviamo. Comunque, è complicato. Scusate se vi interrompo, ci sono due domande per me interessanti. Allora, questa qui, bravo, grazie. La seconda è di Giovanni. Su che parametri avete basato la fase di testing del modello? Sì. Recupero anche quella. Vai, Vanni, se... Vabbè, no, scusatemi, no, mi piacciono le domande degli amici Bellini e amiche Bellini. Ok. Quindi allora, per Luigi vuole sapere la prima volta per me, sono come un bambino. Dove derivano le percentuali mostrate? Allora, il discorso è questo. Noi registriamo tutti i parametri fino al minuto che vogliamo analizzare. Quindi c'è una misura più o meno precisa di quello che è le caratteristiche, i parametri di ogni giocatore, ovviamente votati all'attacco. Dopodiché parte il simulatore che va a definire varie possibilità che non sono certe, cioè lui in base a quello che ha registrato ti dà fuori, porta fuori delle possibilità attraverso delle simulazioni. Ripeto, ne facciamo 10.000, quindi dall'intreccio di queste simulazioni viene fuori queste probabilità qui. E questo è giusto perché è la prima parte ed è il modello statistico, chiamiamolo così. Poi c'è il machine learning che deve imparare dalla situazione di gioco, quindi deve andare a leggere il campo, quelle che sono le distanze e tutto, e tirar fuori un tipo di soluzione che lui ha imparato da quello che ha visto. Poi vengono fuori definitivamente queste probabilità perché noi abbiamo voluto ipotizzare che non sono situazioni certe, non ce la sentiamo proprio di dire è così, anche perché abbiamo visto una partita e abbiamo analizzato 3 frame, 4 frame, un po' poco, e quindi è giusto approcciare anche secondo un modello probabilistico. No, dico una brutta parola, qualcuno si riderà, è più che altro un modello stocastico, non è una parolaccia, è così. È così. Possiamo integrare con quest'altra domanda di Giovanni che dice: su che parametri avete basato la fase di testing del modello? Su che parametri avete basato la fase di... Cerco di capire. Allora, se l'amico Giovanni si riferisce alla rete neurale, no, la risposta è no, non è una rete neurale, è un reinforcement learning, quindi mi fermo qua, se no devo dare troppe informazioni, qualcuno si ruberà la idea, che già ci è capitato, però quindi non è una rete neurale, Giovanni, è un reinforcement learning. Quindi se apri librerie, anche su internet si trovano un sacco di cose simpatiche, non è quello. Ok, perfetto. Rispondo a Navaco che dice: la prossima volta che scende il capellone non voglio sapere niente, un minimo un caffè. Io integro questa richiesta di incontrarci. New Angelus diceva: perché non organizzate un Dev Day a Napoli? Potrebbe trovarvi anche finanziatori, se volete posso mettervi in contatto volentieri. Noi per esempio abbiamo base Londra, io sto a New York, mi potrò muovere probabilmente tra qualche mese più in là. Però sì, magari io voglio essere semplicemente la voce di questa cosa, ma poi se riusciamo a organizzare e a incontrarci, Vale, ne parleremo in privato, perché questo è un po' più l'aspetto commerciale, diciamo, mi interessa, ecco. Certo. Diciamo, in tanti anni di lavoro nel marketing ho capito che
le idee più geniali non si vendono da sole, purtroppo. Non siamo tutti Bill Gates o Steve Jobs, e anche loro hanno avuto bisogno di commerciali che andavano a bussare porta a porta, diciamo così, molto metaforicamente parlando. Allora, l'idea, vabbè, poi ne parliamo in privato, c'è eventualmente lo sviluppo della fase alfa, diciamo, del software con base, con potenza di calcolo, diciamo dire, elevata. Nel momento in cui viene sviluppata c'è di come andare avanti. Per chi volesse essere interessato, perché si è menzionata l'associazione, noi quello che stiamo cercando di fare è bring people on board, l'ho detto in inglese per dire portare gente a bordo, che sia anche, fra virgolette, intenzionata ad avere un'esperienza che valga anche a curriculum, perché iShed può fornire anche questo. Parlo per chi si sta laureando, per chi magari non è laureato e non ha troppa esperienza sul curriculum. 6 mesi, un anno di iShed valgono come 6 mesi, un anno in azienda. Certo, no? la Microsoft, ovvio, ci mancherebbe altro, però diciamo noi possiamo fornire referenze senza nessun tipo di problema. Il discorso da un punto di vista, diciamo, di sviluppo e poi eventualmente commerciale è quello che nell'eventualità in cui si riesce poi a fare il passo successivo, chiunque abbia partecipato partecipa poi agli utili della società che si andrà a formare. Noi non vogliamo mettere nessuno a stipendio, come non vogliamo sfruttare nessuno. Ci siamo resi conto che nella fase in cui stiamo, e per filosofia del lavoro, ecco, poi riabbracciandoci a quello che ha detto Vanni prima, preferiamo andare avanti per modello di associazione culturale ad oggi, per appunto prendere menti, prendere talenti e poi sviluppare il modello insieme, piuttosto che andare direttamente dal finanziatore di turno, fare un investor pitch che ne posso organizzare uno anche tra una settimana, nessun tipo di problema, prendere i soldi, ingaggiare un team, sviluppare il software e poi venderlo. Così siamo bravi tutti. Noi vorremmo cercare di andare oltre, perché vediamo l'estendibilità della cosa su orizzonti che ad oggi non riusciamo ancora a configurare, e questa cosa ci intriga. Ecco tutto. Quindi non so se ho spiegato bene qual è l'approccio al momento. Penso sia chiarissimo. Lucio ci dice: da fisico mi interesserebbe capire quantitativamente di che entità sono le fluttuazioni statistiche sulle stime delle probabilità di riuscita delle giocate. Io vado in difficoltà, io non sono un matematico. No, vabbè. io taccio. È una domandaccia, perché è fantastico, cioè roba da mettere in difficoltà appositamente, nel senso, ma con simpatia, ci mancherebbe, no? In realtà noi non parliamo, allora, se mi sforzo a cercare di dare una risposta per educazione, ci mancherebbe, poi siamo tutti tra di noi tifosi del Napoli, quindi magari anche qualcuno che non è tifoso del Napoli non fa niente, va bene uguale, non è che ci mancherebbe. Allora, qui allora, in realtà se vogliamo riferirci soltanto alle probabilità relative, allora sinceramente non ci ho mai fatto caso, però è possibile calcolare, perché sì, abbiamo impostato un certo intervallo di tempo per fare chiaramente le simulazioni, però obiettivamente allora, la domanda è chiaramente interessante nel momento in cui si vuole parlare di probabilità relative e andarle a studiare in un certo intervallo di tempo. Sinceramente non ci ho mai pensato, però sono curioso di farlo, se è questo il senso della domanda. Se c'è un altro senso, perché sicuramente ci saranno teoremi a iosa, perché comunque è roba di relatività, ritornando al discorso filosofico di qui sopra, devo studiarle inevitabilmente. Volevo rispondere a Ninquist, che diceva, è lui che rispose nei commenti qualche settimana fa quando chiedevo delucidazioni su Max Gain. Esattamente, te l'ho mandato io, nel senso che ho chiesto a Giovanni di intervenire in modo tale da poter essere più preciso e di non dire cose insomma sbagliate. E a Clelia rispondo che vedi che questo tipo di lavoro può essere tranquillamente retroattivo. Noi adesso ci interessa perché con la cronaca è interessante vedere subito dopo la partita nell'analisi
ci ritroviamo, perché io facevo già gli screenshot a prescindere e adesso ci ritroviamo con questa cosa, ma si può fare anche retroattivo. Sarebbe interessante analizzare il gol di Osimhen alla Roma. Si può tornare indietro nel tempo con i dati che, ricordiamo, noi prendiamo da FBref, sì, che se restano lì i dati tu puoi tornare indietro e puoi rianalizzare quella partita, capire Osimhen come si stava comportando nei confronti della difesa, se quella giocata era nelle percentuali o è stata un'invenzione completamente sua del momento, e così facciamo alzare anche il valore di Osimhen, che ultimamente si è abbassato di nuovo causa infortunio, perché se questo potrebbe aiutare le grandi società che magari hanno anche un dipartimento che si occupa di questo. Questa domanda di Adelante Napoli è fantastica. Recupero. Sono terribili. Ragazzi sono terribili. Però fantastici. Giulia, spieghiamola questa cosa, perché non è così. Io sapevo. No, aspetta, però faccio una parentesi. Sì, perché c'è qualcuno che ci è riuscito. Poi non so, perché lessi tanto tempo fa su un giornale americano di questo tizio che giocava ai cavalli. Però se trovate su internet, adesso non so se è una fake news, però ci sono immagini di repertorio degli anni 70. C'è anche una pagina Wikipedia, poi ve la mando, non ricordo il nome. Sì, ma insomma questo almeno si dice è diventato milionario, miliardario, perché registrava qualsiasi cosa legata alle corse dei cavalli. Un antesignano dell'intelligenza artificiale, però è complicato, cioè devi avere una testa notevole per fare una cosa del genere. E onestamente io penso che anche avere migliaia e migliaia di dati ti puoi avvicinare alla soluzione, ma è complicato. Cioè, la prediction è un argomento ancora in fase di studio, non è così. Cioè, noi qua dobbiamo parlare di certezze, ma non ci sono. È chiaro. È quello il concetto. Giulia, se vuoi integrare, io tra l'altro c'ho un'altra cosa che devo dire. Forse Bill Bang, adesso non ricordo. Al di là perché poi i cavalli vanno su una linea diretta, non hanno un avversario che ti mette, e non c'è un arbitro. Poi ci sono delle variabili che noi dobbiamo tenere presente proprio in questa settimana, perché tu puoi fare la scelta giusta, poi quello ti chiama un fuori gioco che non c'è. E quindi no, allora diciamo che è ovvio che una predizione con una macchina abbastanza sofisticata si può sempre fare, perché poi in quel caso integreresti anche i dati degli avversari, eccetera eccetera. Quindi diciamo che sì, ti potrebbe uscire fuori dal calcolatore una percentuale e tu giochi in base a quella percentuale, però come hai detto tu, alla fine basta una variabile che il calcolatore non può tenere in considerazione, come l'arbitro che impazzisce o il piccione che vola e deia la palla, per esempio. A quel punto poi, che scusami se però aspettate, volevo un attimo finire. Questo è un argomento molto pericoloso, ragazzi. Cioè, vabbè, ho uno che poi ci scherza sopra, siamo in live, siamo qui per divertirci, però io vengo da quel mondo lì, ci lavoro attualmente, è un argomento molto pericoloso, perché non pensate che i bookmakers non abbiano sistemi di statistica tali da prevedere eventualmente gente che usa calcolatori e fa in modo da creare sistemi per vincere. E chi fa betting non mette su un'azienda per far vincere l'utente. Cioè, sappiatelo proprio, è come quando vai al casino. Vedetevi il film di De Palma, di Martin Scorsese, Casino, con Robert De Niro e Joe Pesci e Sharon Stone, e capite effettivamente come funziona il mondo del gambling. Su questo non voglio dire che uno non ci può provare, sicuramente, però il nostro fine ultimo non è quello di dare la bacchetta magica agli scommettitori o al Guardiola di turno e dire guarda, se fai così vinci tutte le partite. È uno strumento di analisi, ragazzi, che magari in quella circostanza ti fa vedere un fattore che non stavi considerando, come potrebbe essere lo stato di forma di un calciatore, movimenti, così, eccetera. Io per esempio, altrimenti personalmente io
la uso, tra virgolette, per risparmiare tempo. È perché a volte tra i figli, il lavoro, tante altre cose, magari ti serve quella chat così di intelligente per avere un'informazione a portata di mano. Però poi dopo, mentre la leggi, mentre poi ci ragioni, alla fine sei tu che elabori una certa... sei tu che fai una certa valutazione, che elabori quanto hai letto. Però io personalmente, se vi posso dare la mia, è per avere un vantaggio in termini di tempo. Poi è chiaro, Kvara passa a Lukaku davanti la porta spara alto. Con chi te la prendi? Con l'intelligenza artificiale che ti ha detto di passare a Lukaku? Cioè, capite? È chiaro. Il discorso diventa un po' più complesso di così, e quindi si fanno le cose giuste, giusto per avere un indice, un indicatore, ecco. Giuliano, rispondiamo perché magari Leandro si è collegato dopo la tua introduzione per quanto riguarda l'associazione culturale AI Shed. Sì, allora in pratica ti ho mandato la mia mail personale, se vuoi ti do anche quella dell'associazione, però vabbè, ti risponderebbe in prima analisi Alessandro. Se vuoi contattare direttamente me, ti ho scritto l'email in chat, dovrebbe comparire a breve. Allora sì, in poche parole faccio un attimo un recap di quello che ho detto prima. Noi non siamo una startup, ma l'idea è quella di coinvolgere anche Valerio per quanto riguarda la comunicazione, eccetera. Abbiamo già delle figure specializzate, ognuno in un campo, però l'idea era quella di continuare l'incubazione del know-how, prendendo fondamentalmente persone che lo vogliano fare anche a gratis, perché è lì che vedi poi l'interesse e la passione. E poi una volta che il software entra alfa e beta, logicamente l'associazione può anche sostenere i costi iniziali, perché abbiamo un tesoretto, abbiamo comunque un tesoriere che tiene a bada i conti, diciamo, e poi da lì si decide che tipo di modello di business prendere. Diciamo, questa è l'idea. Abbiamo deciso di partire così, cioè di restare su questa idea, perché anche da un punto di vista filosofico vogliamo che la cosa nasca, tra virgolette, tra banchi di scuola, piuttosto che prendere un investimento, ingaggiare professionisti, pagarli a contratto, prendere il software e poi venderlo. La nostra idea non è quella. La nostra idea è allenare l'algoritmo che Gianni ha fatto nascere. Allenarlo appunto tale da capire poi effettivamente quali risvolti possa avere, perché io non sono nemmeno ancora del tutto sicuro che il fine ultimo del programma sia quello di darlo a chi fa calcio, cioè alle squadre di calcio. Lo assicuro che arriva un media, lo Sky di turno, e dice no, io vi voglio dedicare una rubrica dove fate analisi tattica, e anche quello potrebbe essere, non ci vuole, uno sviluppo. Oppure continuarlo a tenere con Valerio arriva a 3 milioni di followers, perché magari inizia a fare anche video in inglese, lo seguono in tutto il mondo, e diamo gli utili, cioè, per dire, non lo so. L'idea è parte così, cioè diamo una mano a Valerio, che tra l'altro se la merita tutta, sì, infatti. Per cui così, cioè io poi non è che, magari a differenza di altri, non è che ho delle velleità così di sbarcare il lunario, nel senso che capisco che è un hobby, è una passione per me, capisco, mi piace un po' ragionare sulle cose. Sono anche sfide, ragazzi, sono sfide perché è sfizioso poter andare oltre quello che ci danno tutti i giorni in TV. Mo stiamo parlando del calcio, ma ovviamente questo è un sistema che tu cambi i dati, li prendi da un'altra situazione, da un altro sport o da un'altra situazione, e poi in futuro puoi svilupparlo in altre applicazioni. Nel caso specifico, noi che siamo appassionati di tattica ci vogliamo spiegare perché un giocatore fa un movimento piuttosto che un altro, o perché un allenatore decide, magari tu vedi che Lukaku non sta in forma, non può giocare, e invece vedi che nel suo essere, tra virgolette, statico, non ti sta dando la profondità, ma fa alcune scelte, fa alcune giocate che sono fondamentali per il Napoli. Ma è proprio così, cioè, tu ne abbiamo parlato a inizio anno, no? Ti ricordi, Valerio? Come giocherà il Napoli? Allora noi
c'è da dire che sono analisi che facciamo dal Napoli dello scudetto, per cui abbiamo analizzato anche il Napoli di Spalletti e poi quello sciagurato dell'anno scorso. Noi lo dicemmo inizio anno, ti ricordi Valerio? Dice no, giochiamo con la difesa a 3, gioca Rachmani braccetto destro. Non era proprio così, ne abbiamo parlato e non era così. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che, ripeto, non è che hai bisogno di intelligenza artificiale per capire che Anghissà, quella ce l'ha detto intelligenza artificiale, chiamiamola così, pure brutto come termine, però che Anghissà è un giocatore con determinati tipi di caratteristiche e deve giocare in un determinato tipo di modo, cioè campo corto, zona corta, c'ha la sua zona di campo, Spalletti l'ha preferito nella zona, diciamo, di campo offensiva, vedo che Conte sta facendo qualcosa di magico perché un po' lo mette al posto di Lobotka, un po' lo mette più avanti e così via, però la zona è limitata. Il box to box Anghissà non è un giocatore così. Allora cosa succede? Ritornando al discorso di Giovanni che mi diceva delle reti neurali, no? Allora si creano dei pattern, degli schemi, per cui dici, beh, allora Anghissà è 1,90 m, corre, c'è il tiro, l'inserimento, il colpo di testa, fisicità, ma caspita, somiglia a Yaya Touré, quindi ho clusterizzato Anghissà nella categoria degli Yaya Touré. Allora noi sbagliamo e diciamo, vabbè, è un giocatore box to box. In realtà ci fermiamo lì e allora abbiamo bisogno dell'intelligenza artificiale che ci aiuta. Ma viceversa, se ci vediamo 50.000 partite al giorno, tanto per dirne un numero così a caso, non hai bisogno poi dell'intelligenza artificiale per capire che Anghissà è così. E Spalletti, lo stesso Conte, allenatori stratosferici, sono professionisti, non possiamo dire nulla contro appunto la bravura di questi allenatori, hanno capito come mettere Rachmani, come mettere Anghissà, come mettere Di Lorenzo, anche perché il Napoli gioca con Buongiorno e vabbè è un signor difensore, McTominay e vabbè è un signor centrocampista e Lukaku, ok, sono 3 giocatori di livello superiore in più, ma gli altri 8 sono gli stessi del Napoli di Spalletti poi fondamentalmente. Allora prima sanno giocare, poi non sanno giocare, in realtà c'è un lavoro dietro che viene fatto e non dico che Garcia piuttosto che Mazzari e Calzona non l'abbiano fatto, in quel caso, almeno da quello che abbiamo visto noi, hanno molto puntato sulle loro idee che non erano sbagliate poi fondamentalmente, ma che purtroppo non si adattavano alle caratteristiche dei giocatori. Cioè quando Garcia diceva riempiamo l'area, non è che Conte non l'ha detto, Conte lo sta facendo di riempire l'area. E McTominay fa la seconda punta, poi lui giocava, mi pare, ricordo, anche con la doppia punta, ma comunque di riempire l'area. Quindi l'idea c'è, però chi si concentra un po' troppo sull'idea, chi sulle caratteristiche, poi è un gioco alchemico di equilibri. Tutto Se qua. posso aggiungere una cosa, diciamo che dal mio punto di vista quello che è successo l'anno scorso è un po' avulso dal contesto che stiamo vivendo quest'anno e che auguratamente vedremo l'anno prossimo e l'altro anno ancora, perché Conte l'ha anche fatto capire, l'ha detto anche a chiare lettere, venire da un post scudetto in un ambiente non abituato. Con tutta una serie di modifiche o mancate modifiche, perché Giuntoli non è stato sostituito adeguatamente, Spalletti è stato sostituito adeguatamente, Kim non è stato sostituito adeguatamente, eccetera, logicamente non poteva sostenere. Quindi io non penso che Conte abbia usato la bacchetta magica, penso che Conte sia arrivato in un momento a lui più propizio, perché peggio di quello dell'anno scorso con quei giocatori non penso che si poteva fare, veramente difficile fare peggio del 10° posto l'anno scorso. Più che altro io penso che il calcio, e qui mi lego pure a quello che perché se ne hanno tante di discussioni, specialmente sul canale degli abbonati, quello che è l'approccio dei media a leggere il calcio, a commentare il calcio. E ragazzi, se facciamo una piccola analisi, l'approccio non cambia da 50-60 anni. Cioè si parla sempre nello stesso modo, si analizza il calcio sempre nello stesso modo, si usano sempre gli stessi termini tranne qualche inglesismo eccetera.
Io penso che con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma con modelli che possono anche essere simili al nostro, o addirittura migliori, perché poi non ha la migliori presunzione sicuramente, guarda, di fuori dire noi dubbio. abbiamo scoperto l'uovo di Colombo, no, assolutamente Assolutamente no. Però Lo diceva, diciamo... scusami, lo diceva nella live scorsa con Guido, l'ho salvato il messaggio, forse Roberto che è intervenuto anche stasera, che è abbastanza preparato secondo me, poi vabbè. Diceva che poi puoi modellare quello che vuoi, insomma, non è che... ecco, qua dice, aspetta, l'avevo salvato, che era stato un commento molto intelligente dal mio punto di vista. Diceva quello di vedere il poi considerate che sui modelli puoi sbizzarrirti quanto vuoi, cioè lo diceva Pierluigi Barbiero, cioè sui modelli poi puoi è vero, assolutamente, è proprio così. Quindi ci sarà qualche modello migliore del nostro, ma senza ombra di dubbio. Tra l'altro il modello si può migliorare, ci fa un'altra osservazione, avendo altre inquadrature. Questo almeno per l'occhio nostro. Allora, posso dire subito una cosa, che io ho contattato diversi mesi fa Opta per avere una quote su tutta una serie di pacchetti dati che loro hanno. Vabbè, mi hanno mandato la quote, cioè veramente ho perso i pochi capelli che avevo in testa, nel senso che e là è veramente quando hai un business che può sostenere quella spesa. Però mi mandarono un sample di diversi pacchetti, cioè sample per pacchetto di quello che loro potevano fondamentalmente mandare, e sì, si lega anche al fatto che loro hanno la tracciabilità di ogni singolo movimento di giocatori che giocano quella partita, perché hanno telecamere sparse ovunque, hanno anche gente, loro li chiamano i traders, cioè gente che sta sul posto e fa le rilevazioni Opta e sta con dei sistemi loro e dice, per esempio quando dice quanti tocchi ha fatto quel giocatore, sì. Lo fanno sia le telecamere che gente, poi dipende dalla categoria, dipende dal match, ovvio, se è Real Madrid City non c'è bisogno di mandare gente allo stadio, ma se lo vai a fare in Serie C o in Serie D, ovvio che hai bisogno di gente che va lì sul posto e si mette nei quattro. Tra l'altro io non lo so se capita in tutte le società, ma ho notato che l'Empoli lo fa da parecchi anni. Loro hanno questa sorta di sotto maglietta, e se vedete sulla schiena si vede una protuberanza. Quello è un GPS per forza. Assolutamente. Quindi è un GPS che calcola tutti i movimenti di tutti i giocatori, il famoso come si fa a dire McTominay ha corso più di... sono calcoli su ogni singolo giocatore che poi non sono sempre accessibili. Per esempio la corsa in jogging, la corsa in sprint, sono dati che la Serie A ci dà nel report della partita, e quindi noi possiamo fare le nostre considerazioni. Altri dati, per esempio l'Empoli sui propri giocatori se li tiene per loro, per i loro studi personali e per migliorare la situazione. Ecco, ma anche perché vai, no, prego. Posso aggiungere questo, per esempio, hai toccato un altro argomento importante, perché il modello distribuito dall'algoritmo, l'evoluzione dello stesso può variare a seconda dei dati che si hanno a disposizione. Una cosa è avere i dati Opta e farlo, forse lì il modello del business stesso è più incentrato alla comunicazione, quindi si aiuterebbe appunto il canale di Valerio o qualsiasi altro broadcaster che voglia dire ok, io voglio fare analisi tattica in un certo modo. Però se hai dati GPS che hanno soltanto dei club, in aggiunta magari a quelli che puoi comprare da un third party, puoi immaginare che poi le risultanze del modello, alleneresti il modello su altre cose. Cioè noi, da quello che ho capito io da ignorante in materia, il modello funziona come un essere umano. Cioè quando tu impari ad andare in bicicletta, mica nasci con quella skill, la impari. È lo stesso la rete neuronale, non impari, cioè non nasci già con le doti di giocare a calcio, a tennis o quello che ho, a leggere e scrivere. Ti mettono in condizione di imparare. Poi sta a te la tua magari capacità naturale, essere più bravo in alcune cose rispetto ad altre, ma comunque è frutto di un percorso, di un allenamento. Ecco, l'algoritmo funziona allo stesso modo. Tu gli imposti i parametri base e poi in base agli input che gli dai, quindi ai dati... Bisognerebbe fare un esperimento simpatico, cioè di insegnare all'algoritmo di preparare
pasta e fagioli, però mettendo le lenticchie, no? Per l'algoritmo probabilmente pasta e lenticchie sarà un pasta e fagioli, tanto per dirtene una. Quindi, cioè, noi crediamo che è sempre l'uomo che ha qualcosa da metterci dentro. Poi possiamo aprire tutto un discorso difficile sui sentimenti, le emozioni, diventa complicato perché è un'altra domanda filosofica per The Devil in the Jacket, cioè alla fine noi le nostre emozioni ci nasciamo percependo le emozioni oppure le impariamo? Sembra una domanda marzulliana, no? E allora noi impariamo ad amare, impariamo ad emozionarci quando segni il Napoli perché ce l'abbiamo innato o perché l'abbiamo imparato. E siamo sempre lì, gira gira, non ne verremo mai fuori. L'importante è usare qualsiasi strumento, con responsabilità, sempre le solite cose, ma è così. Purtroppo siamo sempre lì, cioè, sicuramente dall'altra parte del mondo avranno fatto un cervellone esagerato, eccetera, perché si hanno più strumenti, più possibilità, eccetera, però è l'utilizzo che si fa, è sempre a coscienza, perché poi alla fine è l'uomo che decide, secondo noi, Rispondo a Daniele, che ringrazio sempre, ma se l'arbitraggio avvenisse solo in cabina di regia non sarebbe lo stesso, visto che l'arbitro in campo si basa troppo sul VAR per prendere le decisioni? Dani, io non sono d'accordo perché prima di tutto non la maggior parte, ma di arbitro in arbitro qualcuno preferisce andare al VAR, qualcuno no. Ricordiamo che ogni volta che vanno al VAR a cambiare una loro decisione presa sul campo perdono dei punteggi, quando perdono dei punteggi vengono mandati a meno partite, quindi è una cosa che loro fanno contro voglia. L'arbitro solamente in cabina di regia non potrebbe valutare quello che è il campo, nel senso che effettivamente la mano appoggiata, se la guardi in 3000 replay rallentati è una cosa e ti sembra impossibile, l'entità della spinta la deve valutare l'arbitro in campo, quindi sotto questo punto di vista è impossibile eliminare, secondo me, l'arbitro dal campo. D'altra parte stiamo vedendo delle decisioni talmente assurde sia in un senso che nell'altro, cioè che veramente tocchettini infinitesimali, proprio l'unghia, anche, e parlo anche non solo delle cose nostre, anche in Europa, la mano di Gregorio che sfiora la palla, veramente siamo ai minimi dettagli, e poi altre cose che sembrano proprio lampanti, alla luce del sole non vengono chiamate, quindi purtroppo lì temo, lo dico perché siamo tra di noi, ma temo che ci siano altre variabili che non fanno parte di campo che portano a queste. Il discorso, Valerio, cioè, scusami se ti interrompo, no, io ho la tecnologia bellissima, poi come la uso è l'uomo che decide come usarla, se usarla, e siamo sempre lì. Cioè, se noi non mettiamo l'uomo al centro, ritorniamo di nuovo perché ho letto i commenti, stiamo facendo tutte le materie possibili e immaginabili, adesso ritorniamo facciamo un po' di letteratura, c'è un po' di umanesimo, cioè con l'uomo vitruviano, eccetera, no? Cioè, se noi non ci mettiamo al centro delle nostre responsabilità come uomini, è inutile a menare il campellaia e dire allora è colpa della tecnologia, però poi c'è la procedura del VAR, il regolamento, che se lo tocchi, ma adesso è step on foot che io fatico a capire, però va bene, accettiamo lo step on foot, ma ci sono 27 interpretazioni diverse dello step on foot. Allora il rigore su Di Lorenzo, no, quello no, non è proprio step on foot, è tallone di Achilles, foot, step, eccetera. Cioè, allora, mettiamo l'uomo al centro delle sue responsabilità, a mio avviso. Poi la tecnologia ben venga, aiuta, deve aiutare con consapevolezza. Perché come vedete, vi ricordate, abbiamo il VAR, abbiamo risolto tutti i problemi, nessuno sbaglierà più, insomma.
Vanni, ho detto, l'ho introdotto prima che tu inizi la live, di quando da ragazzino avessi le tue esperienze da arbitro e tu mi spiegassi una cosa fondamentale, che all'interno della federazione del circolo degli arbitri locali si andava avanti per raccomandazione, cioè iniziavi a fare la Serie D, la Serie C, quindi passare dai tornei giovanili ai tornei senior di categoria superiore soltanto se il capo federazione ti faceva il piacere, Sì, ma conoscevi, quindi era il una problema raccomandazione legata a che cosa? È molto semplice, guarda Giuliano, perché è sempre lì il discorso. Cioè io vedo in Valerio un potenziale, ok? E allora dico, lo raccomando perché Valerio è bravo, ci mancherebbe, nulla questo su questo. Però gli altri li lasciamo indietro? Cioè, allora, gli altri devono imparare, mi metto nella condizione di insegnare agli altri e portarli al livello di Valerio. Se gli altri arrivano al livello di Valerio o addirittura lo superano e io vado a premiare sempre Valerio, allora c'è un problema. Ma se io non ci provo a portare gli altri al livello di Valerio, ragazzi, qua parliamo sempre, cioè noi siamo il paese del sentito dire perché è sempre stato fatto così, cioè ragioniamo sulle cose. La raccomandazione non è una cosa brutta, la raccomandazione, perché tu vai a noi raccomandare chi vale, fondamentalmente, ci intendiamo mancherebbe. Noi all'estero abbiamo una concezione diversa della raccomandazione. perché La lo stavo raccomandazione dicendo. esiste qui, tu ti prendi la responsabilità della raccomandazione che fai e non è una cosa brutta, nel senso io ho individuato un elemento valido, vai tranquillo con lui e se l'elemento poi non rende ricade su di te, non sarai più ascoltato, perderai valore di credibilità, valore di acquisto quando parli la prossima volta. Bravissimo. I rapporti si incrinano, quindi quando uno fa una raccomandazione qua spende su se stesso la propria parola, quindi questo è un discorso che tanto è vero che non tutti te la fanno, cioè a me è capitato da studente di Sport Business Management che chiesi aiuto a diversi professori, solo uno tentò di aiutarmi ma non si spinse oltre, perché giustamente io da studentello lui non aveva percezione io che tipo di esperienza o che tipo di apporto potessi dare dal punto di vista lavorativo, però comunque lui un paio di colloqui me li organizzò ed è questo il concetto secondo me più puro e più nobile della raccomandazione, cioè quello di dire io ti metto in condizione affinché il tuo profilo venga visto e ti diano la possibilità di sederti a parlare, di cercare di capire cosa fanno in azienda e tu cosa puoi dare in azienda. In Italia è completamente estremizzata al peggio del concetto stesso di raccomandazione, e io penso che questo poi nel mondo del calcio ha portato poi a quello che vediamo oggigiorno, perché non è soltanto l'arbitro o il protocollo scritto in un determinato modo di utilizzo del VAR che è sbagliato, è anche tutto quello che gira attorno, cioè i media come commentano quel tipo di situazioni, per cui trovi chi magari esacerba all'ennesima potenza, no, quello in cattiva fede, non è buono, facciamo piazza pulita, oppure magari c'è chi usa sempre la stessa retorica falsa, dire vabbè ma sbagliano tutti, va bene ma non è rigore, va bene ma non è fallo, eccetera eccetera. Secondo me il problema del calcio italiano è proprio la mancanza di equilibrio. Io vivendo in Inghilterra vedo che per esempio ci sono episodi dubbi anche in Premier League, ci mancherebbe altro, però non, dal punto di vista da parte dei media non c'è tutta questa ricerca dell'estremizzazione, dell'esacerbazione dell'episodio stesso, no? Là si va avanti. Se lo possono permettere probabilmente sì, perché hanno ben altro di cui parlare, offrono molto più spettacolo. Però secondo me è anche il modo di fare comunicazione in Italia che attorno a questo argomento specialmente, che è completamente sbagliato, segue canoni vecchi e stravecchi e non si pone mai dall'altra parte, cioè non guarda mai il punto di vista di chi guarda queste cose, cioè noi tifosi, no? Noi appassionati di calcio che guardiamo sempre le stesse cose e c'è chi magari non guarda più, c'è chi magari sviluppa un preconcetto. Ti faccio un esempio:
A noi capita nel gruppo del Fantacalcio Mantra, quando parla lo Juventino, io quella cosa la dissi, ragazzi, noi ogni volta che parla lui alziamo proprio i muri, cioè facciamo una levata di scudi perché lui il Juventino abbiamo il preconcetto, e secondo me è così, perché non vogliamo che lo Juventino si inizi a lamentare, però se noi analizzassimo una situazione dal suo punto di vista ci accorgeremo che lui è stato esposto a tutta una retorica e una narrazione nel corso degli anni completamente avulsa dall'analisi della realtà. Cioè lui è convinto di essere vittima, è convinto è vero. Allora, è proprio vero, non è colpa del tifoso nello specifico, se per tutto... Bravo, è verissimo. Se per 40 anni ti hanno raccontato una cosa del genere, non ti hanno fatto vedere delle cose, tra l'altro era un calcio anche diverso dove avevamo meno accesso. Signori, questo è importantissimo. Noi oggi, grazie ai telefonini di alcuni tifosi, noi vediamo delle cose che altrimenti non avremmo visto mai. Faccio l'esempio perché non lo so se l'ho parlato in un video, forse l'ho detto solamente su Twix. Gol di Marin del Cagliari che va a esultare vicino alla bandierina, 5 bottiglie partono. C'è un video dove se ne vede una sola arrivare, cioè, partono 5 bottiglie dalle curve. Quel video io l'ho visto solamente perché un altro da telefonino l'ha preso e l'ha postato. Quindi oggi noi abbiamo accesso a molte più immagini e replay anche non ufficiali, perché ci sta la tecnologia che prende, che ci dà ulteriori immagini da analizzare, altrimenti staremmo a quell'unica immagine che abbiamo di Ronaldo e Giuliano e manco lo sappiamo se è fallo o non è fallo. Vale, voglio essere cattivo allora. Vai. Secondo te allora perché utilizzano soltanto dati ufficiali o immagini ufficiali quando devono emanare una sentenza di squalifica di un campo? Perché altrimenti sarebbe innegabile che mo anche lo stato della Juve, mo non è che ce l'ho con gli Juventini, per carità, cioè... è un esempio. Io ho cercato oggi di portare anche il fallo su Vlahovic che nessuno aveva parlato, cioè ci tengo anche ad esasperare al contrario, cioè che alle volte anche al posto loro ci saremmo sentiti probabilmente vittime del sistema, però proprio racchiude tutto il discorso di questa live. C'è una tecnologia che va avanti, che avanza, e se vogliamo avere più conoscenze, fare più analisi un po' più di conseguenze, non basate su io credo che stava più vicino, e no, abbiamo i numeri, sappiamo quanta è la distanza tra un avversario e l'altro, e lo possiamo sapere solo se c'è un lavoro dietro fatto di gente che sta mettendo a disposizione la propria passione. Quindi via, accettiamo quello che è il futuro senza togliere il romanticismo dal calcio, ma utilizziamo queste possibilità per arrivare a un'analisi un pochino più di conseguenza. Se posso aggiungere, sì. Per esempio io con queste analisi apprezzo molto di più il gesto tecnico del giocatore, perché dal numero viene fuori che fa una giocata che si vede, per carità, mica ho bisogno del numero poi fondamentalmente, però a volte sai ti viene sempre il dubbio, dice vabbè però Valerio è innamorato di Mertens, quindi qualsiasi giocata fa Mertens è sempre stratosferica, cioè un po' ti viene, sai, quel dubbio e allora col numero, sai, un po' te lo do, dice bene, allora in effetti aveva ragione Valerio, come aveva ragione Guido. Guarda Giova, io voglio utilizzare quei numeri per superare i miei preconcetti. Cioè io so, per esempio, io so che il Napoli potrebbe migliorare sulle fasce, ho l'idea che probabilmente si può trovare qualcuno migliore di Olivera, di Mazzocchi dall'altra parte. Se i numeri mi dimostrano che Mazzocchi sta overperformando, è viva proprio. Un esperimento carino da fare, ma questo poi rientra sempre da la velocità di calcolo e la capienza del dataset che possiamo inglobare. Che tu a fine campionato fai 2 o 3 video di fantacalcio, calciomercato, dici ok, allora al Napoli serve un terzino sinistro, ti diamo a disposizione 10-15 profili che logicamente andiamo ad analizzare per il campionato che è appena trascorso, indipendentemente da dove giocano, perché tanto ormai i dati se li hai a disposizione li hai a disposizione, e tu analizzi profilo per profilo, anziché fare l'analisi dei video YouTube. Cioè, gli sviluppi del tool sono veramente tanti e le idee poi vengono ogni giorno.
il discorso che preme e poi questo probabilmente è il senso di questa live, è cercare di rendere comprensibili con un linguaggio semplice, che non sempre è possibile, me ne rendo conto. Assolutamente sì. Queste, cioè, quelle che sono i risultati di calcoli e calcoli, teorie applicate, eccetera, per un pubblico che non deve avere necessariamente nozioni matematiche avanzate. Io, per esempio, ragazzi, avevo un 5 in analisi, in algebra, analisi al liceo, ho studiato tutt'altro, cioè se a me mi metti avanti un teorema, ma ci metto 3 ore per risolverlo. Però comunque, voglio dire, cerco di farmi spiegare le cose in maniera semplice. Penso come ci riesco io ci possono riuscire tutti. Secondo me la vera sfida dell'intelligenza artificiale, ma di modelli di analisi applicata al mondo del calcio e dello sport in generale, è proprio quella, cioè rendere comprensibile cose che sono frutto di studi e studi, però renderle comprensibili, bravissimo, molto complesse, che però renderle comprensibili un po' a tutti. Ragazzi, io vi abbraccio forte, vi ringrazio tantissimo per questa opportunità e abbiamo lanciato un semino. Io voglio ringraziare adesso Daniele nel finale della live, però abbiamo lanciato un semino che può essere raccolto da amici che sono incuriositi, che vogliono approfondire l'argomento, che vogliono partecipare. La live resta, quindi sui commenti post live possiamo raccogliere nuove adesioni. Sapete tutti come contattarmi in privato, @ValerioFluido su tutti i social possibili e immaginabili, e ci mettiamo al lavoro e vediamo quello che ne può uscire. Giovanni, grazie tantissimo a te e a tutti, e soprattutto iscrivetevi al canale di Valerio. Iscrivetevi al canale di Valerio, perché fatevi più account e scrivetevi. Esatto. Usate l'intelligenza artificiale per iscrivervi al canale di Valerio, oppure controllate che siate già iscritti, perché intanto YouTube fa piazza pulita e vi toglie senza dirvi niente. Grazie mille Giovanni, grazie mille Giuliano. Grazie a te, Vale. Ciao ragazzi. E ci aggiorniamo su tutte le cose, perché sarà una stagione molto interessante. Un abbraccio a entrambi, e voglio nel finale ringraziare Daniele sempre per la generosità e rispondere. Per quanto riguarda Fonseca, l'ho ascoltato, ha detto che il rigore anche a favore del Milan è esagerato, è stato molto onesto. Sì, e io sono un po' dispiaciuto che Fonseca il paragone con Garcia non lo so se calza al 100%, però vedo un pochino nell'ambiente Milan stanno trattando Fonseca come l'ultimo degli arrivati, che fa un po' cose a caso, e sto leggendo cose un pochino così. Ci fa gioco da tifosi avversari, ci fa gioco che abbia un po' di problematiche e che non lavorino con tutta la serenità di cui hanno bisogno i nuovi allenatori. E quindi la situazione del Milan, come la situazione della Roma, per quanto riguarda noi del Napoli, come loro hanno approfittato della situazione nostra l'anno scorso con un posto in più utile per l'Europa, tocca a noi approfittarne, perché la nostra scelta è stata molto più definitiva, netta, precisa, e De Laurentiis sceglie Conte decide, Conte dice: io arrivo, manager, io faccio e io sono credibile. Questa poi è la differenza. Se i giocatori se vedi Leao che si fa i fatti suoi, se Teo, se prendono delle decisioni e che non hanno concordate con l'allenatore, vuol dire che anche i giocatori subiscono questa idea nell'ambiente, dice: ma io mi metto a sentire a Fonseca, ma io sono questo, io sono quell'altro. Questo è pericoloso anche, e io qua mi aspettavo la società Milano più forte. Evidentemente mancano quelle figure importanti e forse Ibrahimovic non è all'altezza a mantenere tutto in piedi. Potrebbe essere una situazione veramente negativa per loro, dove si accappottano, può succedere. Di conseguenza vi abbraccio, vi bacio, vi ringrazio, perché non era una live facile, ma voi siete bravi. Come simulatore di Formula 1 date i dati più o meno ok. La Formula 1 ha aperto un canale specifico degli amici bellini abbonati, proprio perché io ne capisco pochissimo, ma molti ne capiscono e ne vogliono parlare, e ognuno sa l'argomento. Vi abbraccio, vi bacio, vi ringrazio, vi chiedo dei like, perché questa è stata una live speciale, e lancio la sigla. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego.
Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia l'inanzi. Dai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... Tra l'altro ho letto che qualcuno dice devi togliere a Leobardo che interviene se vedo un clima sereno. A qualcuno non piace, io vi ascolto, non vi preoccupate, devo alternare perché a qualcuno invece piaceva assai, si diverte moltissimo, lo rendo simpatico, qualcuno non lo sopporta, alterniamo, io vi ascolto.